Quindi siamo con Alessandro Gallo, che è uno degli organizzatori del comitato spontaneo di questa manifestazione di oggi, che ha aderito alla manifestazione nazionale che è la mobilitazione degli agricoltori, no? Ecco, qual è lo spirito, signor Gallo? Lo spirito è quello di persone che hanno la consapevolezza che c'è un problema che riguarda tutti, in particolare in questo momento è sentito dai produttori agricoli, un mercato globale che sta ormai spadroneggiando in violazione anche di diritti del lavoro e anche dei consumatori che sono costretti purtroppo a nutrirsi in maniera diversa da quella che gradirebbero. C'è una mobilitazione nazionale in atto, un comitato spontaneo qui in regione si è adunato e attraverso degli appuntamenti assembleari hanno indicato delle persone che si occupano di organizzare questi eventi, tra cui il sottoscritto. Quindi questo avrà uno sviluppo e vi aspettate un proseguo delle manifestazioni, insomma, che saranno nuovi per la regione? Allora, il Consiglio collocato lunedì scorso, sono stati qui 5 giorni, diverse persone hanno rappresentato un punto di riferimento per la cittadinanza, perché quanto si sta avvenendo in tutta Italia, in tutta Europa, non può essere privato dell'attenzione dovuta. Così quello che succede a Bruxelles, in Germania o in Francia fa parte di un malessere che è sentito anche in Italia. Le nostre aziende sono strangolate dal sistema finanziario globale e dalla grande distribuzione. Però gli agricoltori protestano per due motivi fondamentali, un po' perché i prodotti che vengono da oltre UE non hanno la garanzia dovuta, un po' perché le accise sono state aumentate, un po' perché i loro prodotti in pratica sono messi alla berlina, in quanto vengono pagati poco e li trovano sui banchi a 10 o 15 volte superiore alla media. Lei ha elencato 3 delle motivazioni, in realtà ci sarà un manifesto con un po' più corposo che porterà diversi produttori agricoli verso Roma nei giorni a venire. Ormai la comunicazione è stata fatta, la questura di Udine e di Roma è avvisata e questa mobilitazione non è solo per le 3 motivazioni prettamente economiche che lei ha elencato, ma è proprio riferita a un sistema che è sostanzialmente da cambiare, perché non è più tollerabile che delle corporation che governano di fatto il mondo impongano il consumo di certi prodotti che non hanno le garanzie dovute e neanche le qualità organolettiche. Bene, allora buona manifestazione. Grazie. Naturalmente ci vedremo più avanti. Ecco, questa sera qui a Forgaria c'è un importante incontro che riguarda proprio il genocidio degli armeni. Il relatore è il professor Gregorio Zovichian, già vice direttore dell'Istituto Studi degli Armeni di Monaco di Baviera, e autore di diverse pubblicazioni sul genocidio armeno e sulla cultura armena. In collaborazione a questo con l'associazione di amicizia italo-armena di Pisa di Prato, Zizzernat. Il dibattito, pure da Maria Franceschino, è molto interessante. Noi abbiamo voluto proprio fare un reportage su questo affinché si capisca qual è la situazione in Armenia. Ecco, siamo col presidente della Proloco di Forgaria e Friuli, Walter Querini. Ecco, Presidente, qual è il significato di questa giornata molto importante che ricorda un po' il genocidio degli armeni, ma non solo? Ecco, abbiamo nel nostro programma culturale della Proloco abbiamo pensato, in occasione delle 2 giornate della memoria del 27 gennaio e del 10 febbraio, quella del ricordo, di non limitarci soltanto a queste 2 grandi tragedie, ma dare anche uno spazio a dei fatti, a delle altre tragedie che rischiano di essere dimenticate. Perciò il nostro tema è stato appunto la memoria, il ricordo e l'oblio, un invito a non dimenticare, e perciò la scelta per quest'anno è stata quella di ricordare, di dare informazione a quello che è accaduto nel tempo passato, un secolo fa, appunto in Armenia, con il loro genocidio. Bene, buona serata, grazie Presidente. Grazie. Ecco, buonasera, siamo con Gregorio Zovigliano, un medico armeno, che stasera parlerà proprio del genocidio degli armeni. È una giornata molto importante qui a Forgaria, che vuol significare anche un evento che è successo tanti anni fa, che non va mai dimenticato. Allora, qual è il tema, dottore?
Il tema consiste nel fatto che il genocidio armeno, che si è avuto più di un secolo fa, continua a avere le sue conseguenze anche oggi, perché a più di un secolo di distanza l'autore e i successori dell'autore non l'hanno riconosciuto, lo negano e continuano ad avere una posizione ostile nei confronti degli armeni. Questo è un caso unico, perché ci sono anche altri genocidi, però l'autore dopo un certo punto il genocidio si è fermato, è cessato e hanno riconosciuto le proprie colpe. Qua invece non riconoscono le proprie colpe, non solo, ma viene onorata la memoria degli autori del genocidio. E quindi siamo a questo punto. Ha implicazioni anche attuali? Ha applicazioni attuali, più che attuali, perché continua l'ostilità nei confronti dell'Armenia da parte della Turchia. Prima della caduta del muro di Berlino dicevano tanto è l'unico confine chiuso d'Europa. Adesso il muro di Berlino è caduto nel 1989, ma il confine fra Armenia e Turchia viene mantenuto chiuso da parte della Turchia per soffocare l'Armenia. Ecco, ma lei crede che la Turchia, che è un paese che spera di entrare nell'Europa con questi intenti, possa essere presa in considerazione? Vedendo quali sono gli standard di civiltà, di democrazia, di libertà, di diritti umani, eccetera, eccetera, dell'Europa, la Turchia non avrebbe diritto di entrare. Se poi ci entra per altri motivi, quello non posso sapere, ma però non ha ben pochi valori in comune. E l'Armenia potrebbe magari un domani entrare in Europa? La questione dell'Armenia è un po' particolare, perché l'Armenia da sempre è stata l'avamposto dell'Europa nel Medio Oriente, anche per una tradizione di rapporti già con l'antica Roma, la Repubblica Veneta, quando Bisanzio aveva conquistato metà Italia, gran parte dei soldati bizantini erano armeni, i rapporti fra la Repubblica Veneta e il Regno Armeno di Cilicia e così via. Tutto ciò si è protrato nei secoli fino ai nostri giorni. E quindi l'Armenia guarda all'Europa, il cuore degli armeni è in Europa. Solo che l'Occidente, nella zona in cui si trova l'Armenia, è rappresentato dalla Turchia. E questo rende la questione molto più complicata, perché l'Armenia vorrebbe essere in Europa, però c'è la Turchia che è un nemico che in pratica vuole annientare gli armeni. Quindi deve per forza appoggiarsi alla Russia e quindi è una situazione... Il sistema è molto complicato. È molto complicato. Bene, sentiremo le sue tesi stasera. Buona serata, professore. Prego. Bene, siamo a Forcaldo del Friuli, stasera è una serata molto importante, è la serata degli armeni. Ecco, abbiamo il sindaco di Folgaria, l'amico Pierluigi Molinaro, che ci dice qual è l'intenzione di questa serata. Ha un'intenzione importante per il tema che si tratta questa sera, ma anche del tutto il programma che la Proloco in collaborazione con l'amministrazione comunale ha creato in queste settimane nel ricordo, nelle giornate della memoria, ma anche per toccare temi importanti come questo degli armeni, che non è conosciuto magari come tanti altri, ma che ha avuto nella storia una tragicità importante. E penso che la serata tocchi temi e porti a conoscenza una parte di storia anche a chi forse l'ha studiata un po' meno, ma che questo popolo ha vissuto veramente in quegli anni. Anche perché abbiamo radici cristiane comuni. Radici cristiane comune che ha vissuto in quegli anni durante l'impero ottomano. Bene, grazie sindaco. Ehi, dico a te, ma hai sentito parlare di web audiovisione? Informazione libera senza bavaglio, trasmissioni su misura, linguaggio potabile, on air a chilometro zero, video promozionali su richiesta, metaverso e gestionali a portata di mano e tanto altro ancora? La risposta si chiama Friuli TV, il pianeta online che viaggia regolare nell'orbita del web in perfetto orario. Friuli TV, un nome, una garanzia per quello che vuoi tu.